Grazie a Ludovico Pizzati, segretario di Veneto Stato. Ora cedo la parola a un volto, penso anche noto, l'avvocato Alessio Borodini, che magari vediamo spesso in televisione, adesso anche per radio. Adesso di questi femministi è stato per corso legale, ma non solo. Scusate, voglio le mani libere. Buonasera a tutti e grazie, veramente un grazie di cuore, perché vedere una sala di oltre 300 persone è sempre un'emozione. In una serata come questa poi merita anche un applauso a voi tutti. Guardatevi e vi renderete conto quanto affollato è questo gruppo. Questa non è una serata come le altre, questa è una serata che ricorderete, perché sarà una serata tra le tante e una delle prime così affollata, che segnerà la storia di una realtà, quella del nostro territorio, che ha bisogno di un riscatto. Voi siete uno dei primi segnali di questo riscatto. Ora avete sentito delle espressioni diverse che mi hanno preceduto. Entusiasmante, vivace, profonda quella di Gianluca Busato, che come al solito suscita emozioni. Fortissima, spontanea, stupenda quella dell'Alessia Bellon. Tecnica, motivata quella di Ludovico Pizzati. Stupenda anche la presentazione del nostro amico che ha organizzato e che vi ha dato l'input per venire a questa serata. Ma voi siete i protagonisti. Ora, noi non siamo qui per fare contumelia né per fare propaganda. Avete notato subito che stasera innanzitutto non si è parlato male degli altri partiti. E questo credo sia un segnale molto importante, per un motivo semplice, che chiunque col buon senso coglie che chi ha qualcosa di serio, di importante da comunicare, non ha bisogno di denigrare gli altri, non ha bisogno neanche di parlare degli altri. Noi guardiamo la realtà politica che ci sta intorno, guardiamo la drammatica situazione nella quale la nostra gente è quotidianamente chiamata a confrontarsi. Quindi non siamo degli idealisti al di fuori del tempo e dello spazio, come direbbe un medico legale, ma siamo persone con i piedi piantati per terra, attentissimi a quello che avviene e, se ci consentite, non sarà umile, ma anche un po' premonitori e anticipatori della realtà che ci sta così pressando quotidianamente. Questo partito è nato silenziosamente ed esploderà nel clamore, come dal sondaggio che vi ha illustrato il professor Pizzati sta a dimostrare. La realtà, potrei parlarvi per ore ma non voglio annoiarvi, perché stasera è previsto anche che risponderemo per quanto possibile alle vostre domande, ma la realtà è semplicemente spaventosa. Non serviva aspettare ieri o l'altro ieri il vertice della BCE Draghi a dire che è più drammatica di quanto lui stesso pensasse, e se lo dice da quel pulpito, da quell'ottica di percezione dei fenomeni, da quella documentazione della realtà, voi capite che siamo solo all'inizio di un periodo drammatico che toccherà veramente le famiglie in modo pesantissimo. Quindi siamo coi piedi per terra. Perché è necessario un Veneto Stato indipendente? Per una ragione evidente: l'Italia è ormai fallita, e non lo diciamo con gioia, lo diciamo con preoccupazione, perché noi non gioiamo che fallisce uno Stato, perché in questo Stato, volenti o nolenti, ad oggi ci siamo ancora dentro. Non solo, ma noi di questo Stato paghiamo il prezzo superiore agli altri
agli altri cittadini, in quanto noi diamo, per le cifre che mi ha illustrato Alessia, per quelle che conoscete ognuno di voi, diamo esborsi straordinari. Quindi non gioiamo che questo Stato è fallito, ma non siamo così sciocchi da dire viva l'Italia perché sono 146 o 150 anni, o a dire altre cose che la televisione ci ha ammannito negli ultimi 12 mesi perché bisognava celebrare un qualcosa. Volevano celebrare una festa di ricorrenza e siamo invece a celebrare un funerale. Questa è la realtà. Allora non applaudite e fate bene, perché ripeto, il prezzo lo stiamo pagando noi e lo pagheremo altissimo. E allora in una situazione come questa è atto di egoismo, mi chiedo e vi chiedo, o è atto di responsabilità parlare di indipendenza? Ovvio, la domanda è retorica, la risposta è solo che è un atto di responsabilità e di responsabilità verso chi verrà dopo di noi, perché rimanere in una barca che sta affondando non è sintomo di solidarietà, è solo stupidità conclamata, è un errore inaccettabile che non possiamo fare se non vogliamo essere rimproverati tra qualche anno dai nostri figli. E quindi Veneto Stato guarda la realtà con occhio attento, perché anche a voler essere più vicini nella considerazione dei fenomeni politici e stringendo agli ultimi 20 anni, così soddisfiamo anche qualcuno che imprudentemente dice che noi attacchiamo la Lega. Noi non attacchiamo nessuno, noi vogliamo affrontare la realtà per come la realtà si presenta a noi. Ebbene, negli ultimi 20 anni, per stare al periodo in cui si sono offerte e lanciate promesse di cambiamento, di rivoluzione, devolution, federalismo, si sono succeduti nel governo di questa Italietta sia il centro-sinistra, sia il centrodestra, sia l'eterna promessa che ormai è fallito, che si chiama Lega. Quindi noi non siamo contro la Lega, contro il PDL o contro il PD o contro altri, siamo contro la non azione, l'incapacità di governare un fenomeno, e siamo contro alla indifferenza a uno Stato che sta morendo. Se uno Stato sta morendo vuol dire che è fallito un sistema, non è più centrodestra o centrosinistra, non è più Lega o altri che si ammantano di promesse continue, è fallito un sistema, bisogna prenderne atto. E quindi quando il sistema fallisce, quando la casa ormai è bruciata, ci vuole qualcuno che abbia il coraggio di vedere oltre la linea fumogena che ci parla davanti ai nostri occhi, che abbia fiducia, che abbia un progetto, che abbia una speranza. Ecco, questa è la parola che io voglio trasmettervi stasera. Veneto Stato è sinonimo di un progetto di speranza, di un progetto realizzabile, perché è un progetto che è già attuato in altre parti del mondo, che assieme a noi e probabilmente prima di noi verrà attuato dalla Scozia, lo sta attuando la Catalogna e lo stanno attuando molti altri popoli a noi vicini. Quindi siamo sulla strada giusta, abbiamo gli argomenti forti dell'attualità e della storia. Il percorso legale, vedete, sembra paradossale, ma lo Stato italiano, l'ordinamento italiano è fallito per una ragione banale, è fallito perché è stato il primo a violare la sua legalità. Questo è il motivo per il quale nessuno di quelli che siedono al Parlamento romano e nelle istituzioni italiane si è reso conto che non ha più gli strumenti per venirne fuori dalla palude italiana. La violazione della legalità, i primi a violarla sono quelli che fanno le leggi. Io a volte porto un esempio banale, quasi puerile, dico, vedete a volte dei cartelli dove c'è scritto è severamente vietato.
Ma come? O è vietato o non è vietato? Quando io aggiungo una qualificazione, se veramente un avverbio o un qualcosa, vuol dire che ci sarà chi può violarlo e chi invece non può violarlo. Questo è il punto, quindi è una falsa legalità quella italiana. Guardate, per stare all'ultimo esempio, 10 anni fa, io e credo come la maggioranza di voi, perché quel referendum ha avuto un esito straordinariamente elevato, il 90% degli italiani e soprattutto dei veneti hanno detto no al finanziamento pubblico dei partiti. Ebbene, dopo 2 o 3 anni, furtivamente, ladrescamente, violando la legalità che noi tutti avevamo espresso, hanno votato una legge che non si chiama più finanziamento pubblico dei partiti, ma si chiama rimborso elettorale ai partiti, ed è aumentata in 10 anni del 1110%. Se qualcuno non l'ha capito, lo ripeto, 1110%. Allora voi capite che questo è il modo con il quale loro che fanno le leggi dovrebbero dare l'esempio, hanno per primi costantemente, quello che ho fatto è solo un esempio, violato la legalità. E quindi fate attenzione quando vi parlano coloro i quali a fronte di una spesa, come diceva Giancarlo Pagliarini sabato a Radio Veneto 1 che ho sentito in diretta, a fronte di una spesa di 2,5 milioni di euro ne hanno incassati 42 milioni, quindi non è un rimborso elettorale, è la moltiplicazione a piacere del prelievo, del furto che viene fatto dalle nostre tasse, dalle nostre fatiche, per poi mandarlo magari in Tanzania, ma anche quelli del PD lo mandano da altre parti, non pensiate, o quelli del PDL per ammanirci con pubblicità straordinariamente deliziose, accattivanti. Questa è la realtà. Svegliamoci, non sono un testimone di Geova, svegliatevi, dicono loro, dobbiamo prendere coscienza che abbiamo la nostra sorte in pugno. E visto che ho citato una struttura religiosa che tra l'altro non mi è neanche simpatica, anche se io approvo tutte le espressioni di pensiero religioso, mi sono portato qui un qualcosa che a volte sorprende qualcuno che glielo leggo, perché parlare di diritto all'autodeterminazione dei popoli può sembrare un fuor d'opera, un qualcosa di qualche velleitario, ma qualche fantasioso, un idealista. Intanto siamo più di 300-400 persone, non credo che siate degli idealisti, e quindi vuol dire che come me, come molti qui dentro, tanti altri possono pensare che parlare di indipendenza in forza di un percorso legale segnato dal diritto interno e dal diritto internazionale non è un fuor d'opera, soprattutto in un momento in cui, come questo, c'è un'emergenza che ci chiama all'assunzione di responsabilità non più rinviabile. E allora, che cosa vi cito? Vi cito un discorso che ho trovato perché c'era un sacerdote tempo fa che mi faceva, un amico sacerdote, tra l'altro anche con un po' di rosso attorno, mi pare sia un monsignore, però una persona intelligente e aperta al confronto, il quale ha detto: ma sta cosa, dice, no, l'autodeterminazione non è che è una cosa un po' pericolosa, magari sai, qualcuno pensa all'ex Jugoslavia, non tutti pensano a quelle decine di realtà di cui accennava Gianluca, che sono maturate naturalmente, spontaneamente, perché la storia non viene scritta da qualcuno se non dai popoli. Ebbene, dicevo a sto prelato, dico: carissimo, dico, guarda, io ho trovato, perché sono abbastanza documentato, un discorso, dico, di un prete, se vuoi, che veste di bianco. Dice: cosa mi dice? Un prete che veste di bianco? Si dice. E il Papa, Madonna, addirittura, cosa mi racconta? Sì, però gliel'ho dato, sul foglietto qua. E dice lei il discorso che ha fatto il Papa Giovanni Paolo II all'ONU il 5 ottobre del 95, e ha parlato dei diritti umani, perché il Papa parte sempre dall'uomo e l'uomo è il centro, le norme vengono dopo, anche il percorso legale prende forma, prende corpo, prende importanza se dietro a quello che io vi descrivo umilmente come strumento legale ci siete voi, ci siamo tutti, perché se siamo in tanti
La legalità è data dal numero, la democrazia è questo. Partendo dall'affermazione dei diritti umani, perché si parte dall'individuo, l'uomo c'è prima di tutto, e tanti uomini sono le genti, e il diritto delle genti è un diritto che trova riconoscimento nella Carta dell'ONU. Il Papa, partendo dal diritto umano, richiamandosi al diritto delle genti e quindi al diritto delle nazioni, ha testualmente detto che deve essere garantita, dice, a ogni singola nazione, anche se non è stato il Papa, una nazione anche se non è stato. Pensate ai curdi, beh, io dico il Veneto, i curdi per esempio, voi sapete, sono notoriamente una nazione che non ha uno stato, perché una parte è in Iran, una parte è in Turchia, una parte è dispersa almeno in 3-4 nazioni. Bene, quella è una nazione senza stato. Ma tutti quegli stati che sono nati dopo il 1946, diceva prima Gianluca che erano 70 dopo la fine della seconda guerra mondiale, oggi siamo a 200, vuol dire che sono nazioni che si sono liberate dal giogo di appartenenza degli stati che non erano loro. Bene, dice il Papa, e concludo perché sennò, dice che questo diritto a diventare Stato da parte delle nazioni che ne hanno i requisiti, dopo vi darò qualche breve notte se riesco, è garantita dall'esercizio del diritto all'autodeterminazione dei popoli. Cioè, voglio dire, quello che diciamo noi è un qualcosa che è permeato non solo nelle leggi, ma è permeato nella storia dell'uomo. Se noi vogliamo che l'uomo venga prima degli ordinamenti, qualcuno dice che l'Europa per esempio è in crisi e non va, certo, perché si è preferito il metodo diplomatico dimenticando il metodo democratico. L'Europa non nascerà mai finché crediamo, vogliamo o qualcuno vuole farla nascere attraverso gli accordi diplomatici. Non è il metodo diplomatico, è il metodo democratico che la fa nascere. E come io dico sovente, perché mi sta a cuore, mi piace, l'Europa non nascerà mai finché non andremo a destrutturare gli stati nati dal risorgimento, perché l'avete visto nella vicenda della Libia, la Francia è partita con i suoi aerei prima ancora che facessero la dichiarazione della NATO, l'Italia non sapeva ancora se andare sotto la tenda con l'omino, barbaro o fuori, i tedeschi hanno detto a noi cosa ci interessa, non abbiamo niente, ognuno è andato per conto proprio. Perché? Perché ci sono gli egoismi degli stati, quindi vedete che questi stati, oltre ad essere intralcio per i singoli popoli, sono, come il Veneto, l'Italia è intralcio per il Veneto, lo sono anche ostacolo insuperabile per l'Europa, e quindi facciamo una doppia conquista se diamo spazio all'indipendenza del Veneto, perché liberiamo anche uno spazio di democrazia a livello europeo. Noi non vogliamo provincialismo, non vogliamo ristrettezza, vogliamo aprirci per entrare nell'Europa che non nascerà mai senza l'indipendenza del Veneto, e per entrare nel mondo nel quale i nostri imprenditori già viaggiano con intensità per affari e per lavoro. Quindi un quadro, il percorso legale, brevemente se posso, se no non so se i tempi così. Allora, ci sono osservazioni banali, alcune sono già state fatte. Innanzitutto bisogna richiamare qualche norma, ma mi perdonerete. C'è un articolo della Costituzione italiana che non è solo l'articolo 5 di cui parla Napolitano, ma è l'articolo 10 che dice sostanzialmente questo, che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme generalmente riconosciute internazionalmente. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Italia, già nel principio costituzionale, prima ancora che nella legge citata, la 881 del 77, come principio costituzionale automaticamente recepisce le norme del diritto internazionale. E il diritto internazionale ha nella sua essenza quello che un tempo era il principio politico dell'autodeterminazione,
da quando c'è la Carta dell'ONU e da quando c'è il Patto di New York, quello che era un tempo, un principio meramente politico e quindi un'aspettativa, una convinzione, un progetto condiviso da tanti, ma non una norma di diritto internazionale, è diventato oggi una norma di diritto internazionale, quindi una legge, quindi un precetto, un qualcosa che in forza proprio dell'articolo 10 della Costituzione italiana, che si conforma alle norme di diritto internazionale, ha applicazione immediata nel nostro ordinamento. Qualcuno dice, vado velocemente, chiedo scusa a chi ha così conoscenze giuridiche e competenze, ma in una sala come questa bisogna semplificare. Allora qualcuno dice, ma come si fa a superare quello che dice, ci ha detto per 12 mesi, stancando tutti ormai, il Presidente della Repubblica? Ma ha ragione di dirlo dal suo punto di vista, che l'Italia è una e indivisibile. Sì, ha ragione, l'articolo 5 dice questo. E noi allora, qualcuno dice, che cosa obiettiamo di fronte a questa affermazione così, che appare così solida, così insuperabile, così condivisa anche, perché la politica poi, per sopravvivere, per perpetuare il suo ruolo di sfruttamento, la condivide e tutti quanti si inchinano di fronte all'affermazione del capo dello Stato. È semplice, è semplice. Il diritto internazionale, come è ovvio nella graduazione delle fonti, viene prima e sopra della Costituzione. Tant'è vero che, come dicevo, l'articolo 10 della Costituzione gli offre un'entrata privilegiata. L'Italia si conforma, anzi l'ordinamento giuridico italiano, dice l'articolo 10, si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Quindi c'è già la porta di entrata e c'è la norma che sta sopra. È chiaro che l'Italia non ci darà mai la possibilità di fare un referendum secondo le leggi vigenti, ma noi non è che siamo contro le leggi. Noi siamo al di là di questa legge, perché siamo sostenuti da una norma superiore, che è il diritto internazionale. Vedete, tradotto in un passaggio, qual è l'illegante allora tra questa apparente contraddizione? L'illegante è l'adesione delle persone al progetto politico che noi abbiamo, perché se noi ci presentiamo, oltre a firmare la petizione, che è il primo strumento che serve da ariete per abbattere il muro, no? Perché prendono paura se vedono 1 milione di firme. Ma io dico, per darvi un altro esempio, perché si potrebbe discutere a lungo, se noi ci presentiamo e ci presenteremo alle prossime elezioni, speriamo presto, che questi crollano, tanto stanno pensando solo a salvare l'uno e l'altro il potere che hanno, alle prossime elezioni regionali, io ho una risposta semplice. Non è neanche quella che mi piace di più, ma è facile da capire. Se ci presentiamo alle prossime elezioni regionali e diciamo che noi, se prendiamo la maggioranza, quella che avrebbe un certo signor Luca Zaia oggi in Veneto, faremo come ha detto la Scozia. La Scozia ha fatto la stessa cosa. Se veniamo eletti al Parlamento scozzese e su 120 parlamentari ne hanno presi 69 al 12 maggio di quest'anno, hanno detto, se noi andiamo a vincere siamo obbligati, perché dobbiamo rispondere alla gente che ci ha dato il consenso, a tenere un referendum. Faremo un referendum. Se noi ci presentiamo alle elezioni regionali, otteniamo il consenso su un progetto che è il percorso legale per l'indipendenza, chiedo a voi, ma chi ci ferma? Chi ci ferma? Mandano i carabinieri nelle case di 5 milioni di veneti, ma non lo faranno mai. Ma voi lo capite che l'Italia poi è un po' anche di per sé codarda, no? L'abbiamo visto recentemente, c'è qualcuno che alza la voce, ma la maggioranza è come quel capitano disgraziato che è codarda, è così, ha dato l'immagine al mondo di quello che è. Non farebbero mai un'azione del genere perché non hanno il coraggio, perché noi quello che facciamo lo facciamo in modo elettorale, democratico e pacifico. E credetemi, queste cose qua sono quelle che fanno paura a chi della legalità ne ha fatto un fascio, e vi ho portato solo l'esempio del finanziamento pubblico ai partiti, ma non è l'unico. L'Italia è quella del severamente vietato, quindi puoi fare quello che vuoi. L'Italia è quella che dice una cosa e ne fa un'altra. Noi vogliamo uno Stato veneto che risponda alle nostre esigenze, e diceva bene l'Alessia una cosa che sottolineo anch'io, che è importantissima. Se
abbiamo una vicinanza maggiore con chi comanda, siamo anche più rapidi a spostare la sedia di chi la occupa provvisoriamente, siamo molto più vicini per il controllo. A Roma non controlliamo nulla, a Roma fanno quello che vogliono, a Roma gli fanno fare quello che vogliono, e quindi non ci serve assolutamente alcun rappresentante a Roma. E questo è l'ultimo messaggio che vi do, per non annoiarvi. La differenza tra noi e gli altri sta proprio in questa essenza, che è decisiva se ci pensate, perché c'è una squadra intera, non è un singolo che dice sta cosa, io non vorrei andare a Roma, io ho mandato giù tanti rosti, dice qualche parlamentare, per giustificare le sue mancanze, i suoi tradimenti. Noi per definizione non potremo fare diversamente, perché se siamo uno Stato non possiamo andare in caso di elezioni politiche a fare i parlamentari negli scranni di un Parlamento diverso. Noi, se ci saranno le elezioni politiche, ci presenteremo, ma i nostri non andranno mai a Roma, si riuniranno, se ci saranno degli eletti, a Venezia, perché Venezia è la nostra capitale, e a Venezia costituiranno il primo nucleo del Parlamento veneto indipendente. Allora, altra breve battuta, perché c'è uno studente qua che mi ha avvicinato prima, sta facendo una tesi di laurea sul diritto all'autodeterminazione, e mi dispiace per lui che ha fatto più il taglio politico che giuridico, ma volevo dargli comunque un appunto importante, e lo dico anche a voi perché è curioso. Perché abbiamo il diritto di fare questo referendum anche se non è scritto nella legge italiana? Perché, vedete, il Veneto, a differenza di altre realtà, e questo attingo un attimo, me lo consentirete, all'identità storica e alla nostra realtà ordinamentale come Veneto, il Veneto è stato, piaccia o non piaccia ai nostri detrattori, per 1100 anni, pensateci, dal 697 al 1797, quindi da Paoluccio Anafesto all'ultimo doge Manin, un ordinamento sovrano e indipendente. È vero, ha avuto varie estensioni territoriali più o meno ampie, anche più ampie di quella che è l'attuale regione Veneto, tant'è vero che arrivava giù la Dalmazia e oltre. Oggi noi guardiamo il Veneto per semplificazione, ma dove trovate un ordinamento statuale che è durato 1100 anni? Non è durato certamente l'impero romano, non ce ne sono, non lo trovate. Le civiltà hanno avuto durate millenarie, ordinamenti statuali alla pari del Veneto, analoghi al Veneto, non ce ne sono. Quindi abbiamo una storia preziosa, enorme, gigantesca, basta attingere, dico sempre, a mani, anche senza guardare la nostra storia troviamo tutto, e nella nostra storia troviamo anche quell'elemento che giuridicamente è forte e decisivo, che è quello della sovranità esercitata dal nostro popolo. Vedete il passaggio, lo dico allo studente, non so dove, il passaggio è questo: e ho finito perché qualcuno nel 1866, 23, 24, 25 ottobre 66, 1867, hanno fatto il referendum, è stato imposto il referendum da quella che era all'epoca la diplomazia delle nazioni d'Europa, è stato imposto a Regno Sabaudo, gli hanno detto non puoi mica prenderti il Veneto, devi chiedergli, devi chiedere loro con un referendum, con un plebiscito anzi, e il quesito era: volete voi, popolo delle Venezie, che sta per popolo veneto, aderire o non aderire al Regno Sabaudo? Ora dico allo studente, indipendentemente dal risultato non mi interessa, quando si pone secondo i principi del diritto una domanda di questo tipo, vuol dire che si parte da un presupposto che è un pilastro incrollabile, che non c'è storia che demolisce, che si è riconosciuta la identità a un popolo, a una realtà, altrimenti non si chiede a chi esiste, non a chi non ha consistenza, non esiste. E quindi, come nel 1866 è stato chiesto al popolo di Venezia, al popolo, volete voi aderire al Regno Sabaudo, si è chiesto perché c'era là riconosciuto dalla diplomazia internazionale un popolo sovrano, cioè capace e titolato, ecco questa è la parola, titolato a decidere del proprio futuro. E come l'abbiamo fatto nel 1866?
chiedo io e dico a Giovanni, perché non possiamo farlo oggi? Cioè, se io sono entrato nel 1886 grazie ad un plebiscito che mi chiedeva se volevo entrare, oggi non posso porre alla mia stessa gente la medesima domanda: posso io uscire dall'Italia? Senza parlare male dell'Italia, non ci serve parlare male dell'Italia, addirittura le vogliamo bene, e noi siamo convinti che facendo il Veneto Stato indipendente faremo del bene all'Italia, perché daremo la prova di come si può governare in modo virtuoso una realtà come la nostra, perché qui abbiamo, e l'avete sentito prima, risorse straordinarie. Quindi abbiamo il diritto interno, citato da Gianluca, il diritto internazionale, abbiamo la storia, quella del 1866, abbiamo l'identità, abbiamo l'economia, se ci consentite non è poco, e abbiamo anche, io lo dico con orgoglio, un grande rispetto nel mondo, perché quando si dice che si è veneti capiscono immediatamente che sia gente che lavora, gente alla quale puoi dare il portafoglio generalmente, e poi anche da noi ci sono persone magari non sempre corrette, ma la mentalità e la cultura che è conosciuta nel mondo è quella della Serenissima, dove le istituzioni non erano rette per un vantaggio di potere. Il Doge, quando non ha fatto il suo dovere, ha avuto il palazzo incendiato, mica scherzi, fuori la Repubblica veniva prima di ogni altra cosa. Noi ci ispiriamo a questo con una visione ovviamente moderna e attuale, non siamo dei laudatores del passato, quindi ma siamo delle persone inserite nel presente. Ci crediamo in questa cosa, credetemi anche voi, è una cosa che sentiamo profondamente. Vogliamo offrire una speranza, perché Veneto Stato è una speranza. Poi risponderemo alle vostre domande, ma io voglio lasciarvi questo messaggio positivo. Stasera andrete a casa, come dicevo all'inizio, e ricorderete che nessuno di noi ha usato parole negative nei confronti di altri partiti. Non ci serve. È talmente prezioso, è talmente straordinario il progetto che abbiamo, che andremo soltanto a farci del danno a noi e ci renderemmo meno in difficoltà di comunicazione con la gente se andassimo a parlare male degli altri. La realtà la vivete voi, la viviamo tutti, non abbiamo bisogno di descriverla attaccando qualcun altro. Prendiamoci la nostra libertà, prendiamoci quello che è un nostro diritto, in modo, ripeto, legale, pacifico ed elettorale. Grazie e viva San Marco!